Pronti? 1, 2, 3. Buono stavolta il segnale, Vien Rose, la più veloce, subito attaccata da Sympathy Trio. Poi vediamo Aquila della Notte in terza posizione, passa Sympathy Numero Trio 14 Attila a metà della prima squalificato. curva, intanto la squalifica per Attila, poi vediamo molto indietro anche Brufenoil. Numero 15 5 primi Bowie 200 metri, squalificato. squalificato anche Bowie, quindi in vantaggio Sympathy Trio come nella prima edizione. Stavolta è dovuto andare a chiedere strada a Vien Rose che gliel'ha prontamente data. Aquila della Notte in terza posizione davanti a Tommy, mentre avanza al largo Chocolate Showed che si trascina Vortice Leo, poi anche Vaniglia Ido, mentre in coda un Debè. Arriviamo al paletto dei 600 metri, passati da Sympathy Trio in 47, mentre avanza Vortice Leo. Antonio Greppi decide che è il momento di andare a pressare il battistrada per non fargli fare un ritmo troppo comodo. Sempre Vien Rose seconda la corda davanti a Aquila della Notte, giro in 1,1,5, ma 14,5 la frazione di là da parte del figlio di Gruccione Jet, che dà un severo attacco a Sympathy Trio che risponde. Arriviamo al chilometro con i due che stanno lottando, ancora 14,9 la curva, chilometro in 1,16,4, secondo passaggio davanti alle tribune, prosegue il duello tra Sympathy Trio e Vortice Leo, perso qualche battuta a Vien Rose, poi Chocolate Show affiancata Aquila della Notte, ancora un 14 secco qui davanti alle tribune, fa sul serio Antonio Greppi, ma Sympathy Trio sta rispondendo molto bene, si sono avvantaggiati due. Poi vediamo Vien Rose e Aquila della Notte in terza posizione, ancora 14,9 la curva con Vortice Leo che non concede respiro a Sympathy Trio che prova a reagire, ma Vortice Leo sembra avere le battute migliori. A 400 metri dalla conclusione passa in vantaggio sullo stesso Sympathy, poi avanza Aquila della Notte, Vien Rose e gli altri che fanno tutti un po' fatica. Vortice Leo è in vantaggio a 250 metri dalla conclusione, cerca di riorganizzarsi Sympathy Trio, ma Vortice Leo è ancora saldo al comando, 15,5 la curva, ora è un po' stanco l'allievo di Antonio Greppi, ma è nettamente in vantaggio. Vortice Leo viene a vincere nettamente dopo essersela guadagnata con un percorso d'attacco. Antonio Greppi, secondo posto per Sympathy Trio, al terzo Aquila della Notte, tiene a bada Ulisse LL, al quarto probabilmente ancora Vien Rose su un Debè. Bella vittoria per Vortice Leo, Antonio Greppi, Marco Azzaroni al training per l'azienda agricola di Mauro Leonardi. In percorso d'attacco hanno battuto un comunque valido Sympathy Trio. Rivediamo la retta d'arrivo, Vortice Leo al primo posto, il figlio di Gruccione Jet, con Antonio Greppi che deve solo tenere di trotto l'allievo di Leonardi che viene a vincere questo Trisquarte Quintè. Secondo posto per il numero 11, il numero 7 di Sympathy Trio. Secondo il 7 di Sympathy Trio, al terzo è l'1 di Aquila della Notte, al quarto il 10 di Ulisse LL, rivediamo per il quinto probabilmente ancora il numero 4 di Vien Rose. Tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio di Bologna, l'appuntamento è per domenica prossima.